Siete pronti? Nuova puntata della nostra storia. Come sempre due i nostri ospiti. La prima parte la dedicheremo alla politica, la dedicheremo anche però al modo di amministrare il territorio, sia a livello comunale che provinciale, ma anche guardando da Roma. E poi invece seconda parte incontreremo un fotografo davvero particolare perché prima ha fatto il tassista negli Stati Uniti e poi ha cominciato una carriera da fotoreporter di guerra, quindi immagini davvero particolari da vedere e da sentir commentare insieme. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. E quando si parla di politica ma anche di amministrazione non si può che partire con l'immagine di Tina Anselmi. Tina Anselmi, oltre che essere stata partigiana, oltre che essere stata portaordini, chiamiamolo così, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata anche il primo ministro donna della Repubblica Italiana con il Ministero della Salute, o comunque Ministero della Sanità si diceva a quel tempo. Però vicino a lei noi abbiamo un'altra immagine di un giovanissimo Arnaldo Brunetto. Arnaldo Brunetto noi ce l'abbiamo qua in studio oggi, benvenuto. Grazie. Come ci si sente, anzi cosa si prova a vedersi 40 anni prima? Sì, dico che ero giovanissimo, ma ero in politica già da 20 anni allora, perché io ho cominciato molto più giovane, ho cominciato a 20 anni come i ragazzi di quel tempo, insomma, no? Quindi avevo già fatto un certo periodo di impegno politico. Nell'80 io ero già stato sindaco a Motta, avevo già fatto 10 anni di amministrazione, perché prima ero vice sindaco, quindi avevo già il mio curriculum alle spalle. Avevo cominciato molto giovane, mi rivedo giovane, sono felice per loro, e quando si è giovani si fanno le cose bene, quando si è vecchi poi si fa quello che si può. Però si ha quell'esperienza che i giovani non hanno, e siamo qui proprio perché vogliamo sentire un po' della sua esperienza di amministratore locale, ma anche di esperienza parlamentare, cioè vedere il Veneto e la Marca Trevigiana da casa propria, cioè da Motta di Livenza, ma anche dalla provincia di Treviso, ma anche da Roma, perché poi c'è stata l'esperienza parlamentare, ma anche se prima, se non ricordo male, lei è stato segretario dell'onorevole Fabbri, per cui Roma sì, ho aveva fatto già 5 anni con l'onorevole Fabbri, ho imparato moltissimo. Ecco. Era sottosegretario e poi ministro. Ecco, allora cominciamo con intanto la politica di quel tempo, per un giovane di quel tempo, sì. Quanto diversa era rispetto a quella di oggi, per un giovane di oggi? Sì, era diversa, ma non perché noi fossimo migliori o peggiori di adesso, dei giovani di adesso, perché le condizioni del tempo ci imponevano un po'. Io a 18-20 anni uscivo da una situazione economica del tempo, con difficoltà, problemi, eccetera, e con tanta voglia di fare e di migliorare come i giovani di quel tempo. Per cui a 18-20 anni uno entra nelle associazioni, uno entra nell'azione cattolica, entra nel partito, si dà da fare e non si arriva poi all'amministrazione dopo 10-15 anni perché si arriva di improvviso, ma perché si è fatto tutto un percorso che ci porta poi naturalmente ad avere le cariche pubbliche, no? Perché hai fatto un tirocinio, ti sei preparato. Ecco, allora andiamo a vedere le immagini che quello che augurerei anche ai giovani di oggi. Qui ad esempio voi siete io ce l'ho in archivio come comitato provinciale della DC. Abbiamo sì. Mario Frasson, abbiamo diversi volti, ma sono tutti volti di amministratori. Mario Frasson è stato il sindaco di Resana, tanto per intenderci. Sì. Qui abbiamo Marino Corder. Marino Corder che era diciamo che era colui che animava un po' tutte queste cose. Onorevole Marino Corder, ma è stato un attivissimo. Questo invece? Alberto Antonello, sindaco di Conegliano. Sindaco di Conegliano, sì, quindi diciamo che c'era un confronto con gli amministratori locali. Qui invece Mocerino era un amministratore di Oderzo, ma era un avvocato, dirigente politico. Francesco Dalla Libera, Cappella Maggiore. Piero Forlani mi pare sia. Ecco. Giovane sindaco di Chiodi. Poi vedo Miotto laggiù in fondo, vedo Paolo Miotto, quello là sì, Paolo Miotto, Beppi Marton, che è stato il mio presidente della provincia, poi dall'80 in avanti, Beppi Marton. Ecco, ma riunioni come queste voi le facevate per che cosa, come Democrazia Cristiana? Mariella Andreatta e Toni Marta. Mariella Andreatta, Beppi Marta, Toni Marta, Gasparetto, Miani, vedo tante persone, Dalla Longa. Ecco, rivedo con piacere
molti miei amici quando erano giovani. Ecco, ma giusto per capire, voi vi trovavate anche con pezzi come Tina Noi- Anselmi, con personaggi di un certo tipo? Adesso, Era il sale. Noi facevamo guarda qua chi c'è. Nino De Poli. Noi ci invitavano vicino di Nino De Poli? dei corsi di studio, di preparazione, di formazione, in cui questi personaggi più avanti di noi, che avevano esperienza, che avevano una cultura, una preparazione, venivano a insegnarci l'ABC della politica. Non quando avevamo quell'età, quando eravamo molto più giovani di quell'età che abbiamo visto. E l'ABC si imparava proprio da questi, era una specie di trasmissione così fra generazioni. Ma ad esempio, no? cioè, vabbè, però facciamo un esempio pratico, perché Quelle uno dice, riunioni così erano frequentissime. sì, ma lì cosa spiegavano? Ad esempio, non so, come gestire, che ne so, una delibera, cioè nell'atto pratico, di che cosa parlavate? No, lasciavamo fare gli amministratori, cioè avevamo i segretari comunali nei comuni, quindi non era necessario, c'era chi sapeva fare queste cose. Parlavamo dei problemi della gente, di quali erano le urgenze, le necessità, quali erano le possibilità di fare, come si poteva intervenire in certe situazioni, cioè problemi concreti. C'era il problema dell'occupazione, allora le crisi delle aziende, come si poteva intervenire per sostenere le aziende in crisi. Cioè, tutta la problematica del tempo veniva sviscerata in questi incontri. E ognuno portava le sue esperienze, le sue conoscenze e poi si andava a casa con un bagaglio di conoscenza in più che ci consentiva di poter fare quello che in pratica nel territorio si doveva fare. Insomma, no? Caliamolo in Motta di Livenza. Nel 1980 com'era il territorio di Motta di Livenza? Beh, allora si era già sviluppato. Ecco, allora intanto che Noi parliamo di Motta di Livenza con il nostro Alessandro Granziera e la nostra Francesca Pezzo, vediamo l'inserto lo 03. Lo 03 perché Motta di Livenza 1980 con tanto di passaggio a livello, mi pare di capire, quindi viabilità completamente diversa. Motta a quel tempo che cos'era? Ma Mota aveva già compiuto alcuni passi importanti, l'industrializzazione, che era una zona sottosviluppata, cioè eravamo in quegli anni, da fine anni 60 e anni 70, avevamo promosso l'industrializzazione del territorio, l'edilizia popolare, le scuole superiori. Perché eravate in zona sottosviluppata? Perché nel piano nazionale c'erano due zone del Veneto che erano riconosciute sottosviluppate, il Veneto orientale, cioè la nostra, e il Polesine. E effettivamente era così, la nostra gente continuava ad andare all'estero, quindi c'era Quindi delle il sottosviluppo provvidenze. determinava l'emigrazione perché non c'era lavoro. Non c'era lavoro, eccetera. E però questo ci ha dato la possibilità, attraverso dei finanziamenti ad hoc, di realizzare delle opere, degli interventi, quello che oggi magari si fa in altre forme, per sviluppare quel territorio là. E noi nell'80 avevamo già realizzato molte cose. Quindi avevate messo C'era a stato frutto quelli che sono stati i fondi, Ma certamente cosa i fondi, che magari in altre regioni non è le capitato. agevolazioni e tante cose già si erano realizzate e avevamo già una zona industriale abbastanza sviluppata nell'80. Il paese era già cresciuto, insomma. No? Il suo Era già municipio. cresciuto. Vedo. Tra l'altro una piazza Luzzati completamente diversa rispetto a quella di oggi perché c'erano addirittura macchine No, parcheggiate. purtroppo sì c'era, perché non c'era ancora l'isola pedonale, che per un verso è un bene, per un verso invece non è proprio del tutto un bene, insomma. Ecco. Ma la trasformazione era venuta prima. Quei palazzi moderni che ci sono negli anni 60 hanno sostituito vecchi edifici 7, 800 e anche 500eschi che sono stati demoliti per realizzare quegli edifici che ha visto a latere del municipio. Ecco. Quindi era molto diversa. Adesso è quasi come adesso, tranne le macchine. Eh sì, perché noi arriviamo nel 1980 Ma il cambiamento era avvenuto prima. La faccia del comune, quella era bella, quella è rimasta, Piazza Castella. Però alcune cose erano state cambiate già e noi con rammarico pensiamo a certe cose. Cioè, penso al cinema Lucchesi, è sparito il cinema Lucchesi. Era un Liberty, faceva parte di una struttura, di un insieme. Sono state demolite per costruire quei palazzi moderni che abbiamo visto all'inizio. Ma lì ad esempio la scelta del piano regolatore, perché si faceva così? Per cercare di dargli un po' di vita, perché a parte le immagini che sono un po' quello che sono, però la sensazione è che sia un po' fatiscente come paese. Adesso dobbiamo vedere dove sono state fatte queste immagini qua. Questo è Livenzetto. C'era un certo degrado, diciamo così, anche nel centro. Per capire da dove parte Motta di Livenza rispetto a quello che vediamo adesso. Cosa è successo? Negli anni 60 era entrata in vigore in Italia la cosiddetta legge Ponte.
una legge che invitava, anzi obbligava i comuni a farsi i piani regolatori, però nel frattempo, in attesa del piano regolatore, consentiva certe trasformazioni che sono avvenute, purtroppo lo dico a modo in negativo, ma è inutile piangere sul latte versato, oggi è quello che è e si fa da... Perché? Ma la trasformazione è stata fatta perché si cercava di dargli un po' di modernità per cercare di attrarre la gente o perché è stata mera per speculazione edilizia, cioè, detto tra noi? Ma io mi astengo dal giudizio. Qui esce il democristiano. Allora andiamo a parlare invece dell'altro incarico, perché qui abbiamo parlato di sindaco di Motta di Livenza, però poi lei per molto tempo ha anche un altro incarico che comincia a fatalità nel 1980, immagino, perché noi la ritroviamo sempre nel 1980, l'inserto il numero 2 è il primo nel nostro archivio, la prima serie di immagini che noi abbiamo del Consiglio provinciale di Treviso. Queste qui sono le prime immagini, 1980, e lei è a Latere di Marton. Marton, presidente, Melchiori, segretario, Giardini, Zanol, la giunta. Questa è la giunta dell'80. Cosa si ricorda? Cos'è il primo incarico? Mi ricordo che appena arrivato, noi abbiamo iniziato il lavoro nell'agosto dell'80 e entro il 30 di settembre dovevamo trasferire i beni della provincia alle ULSS, perché c'era stata la riforma sanitaria con il passaggio dei beni. Perché le ULSS nascono nel 78, con la riforma del 78. Però la scadenza era... Perché prima ero in carico alla provincia. Prima era in carico alla provincia, quindi tutta la parte dell'ospedale psichiatrico, adesso c'è la sede della provincia, Sant'Artemio, il laboratorio di igiene e profilassi, tutte quelle cose là, che erano della provincia, sono state trasferite in quel tempo, quindi il mio primo impegno, perché ero anche assessore alla sanità in quel periodo, no? Ecco perché era vicino a Tina Anselmi, nelle prime immagini. No, dopo, sono cose venute dopo quelle. Con il direttore sanitario dell'ospedale, di cui mi sfugge il nome, il presidente era Pavan, comunque, Vittorino Pavan. Forse Stellini, direttore? Il dottor Stellini. Abbiamo trasferito tutti i beni pertinenti, no? Relativi alla sanità della provincia alle ULSS. E quindi è stato un lavoro massacrante che per 20 giorni io quasi non andavo a casa. Quindi ho avuto questa full immersion nella provincia proprio nei primi giorni, nelle prime settimane di impegno in provincia. Ecco, noi siamo in un tempo in cui le province sono, diciamo, in disarmo, però pare ci sia una legge che cerchi di ridargli un po' di vitalità. È stato un errore disarmarle? Io ricordo di averlo già detto un'altra volta qua, che le province sono un ente intermedio fra regione e comuni che non potevano essere svuotate e cancellate a suo tempo, e adesso vedo che il tempo dà un po' ragione, ma non era il mio pensiero, è un pensiero abbastanza diffuso, insomma, no? Perché non è possibile che la regione possa gestire le piccole cose del territorio, la provincia è molto più vicina e il rapporto fra comuni e provincia era molto efficace ai miei tempi. Eravamo molto presenti, lavoravamo, non è che non facessimo niente. Quando hanno cancellato le province, era un valore, anche come formazione della classe dirigente, direi, guarda, penso un po'. Sì, perché ricordiamo uno come Luca Zaia, voglio dire, perfetto. È quello proprio l'emblema, insomma, del passaggio. Come formazione. Quindi, o anche Carlo Bernini, perché è stato anche lui, no? Bernini e tanti altri, eccetera. Allora, il fatto che adesso si riveda questa cosa, per me non posso che esprimere un giudizio positivo, insomma. No? Senta, nell'ambito, diciamo, della sua esperienza provinciale, quanti assessorati ha passato? Nel senso sanitario? Ho fatto la sanità, poi ho il personale, sanità personale, e subito dopo la sanità, nell'80 c'è stato il terremoto dell'Irpinia. Sì. Abbiamo organizzato i servizi, mi ricordo ottimi servizi fatti da Antenna 3 su quello che stavamo facendo come provincia per andare a aiutare le zone dell'Irpinia, colonne di mezzi che abbiamo mandato, e soprattutto una squadra di tecnici capacissimi guidati dall'ingegner Zambon che sono andati nel territorio a rilevare i danni, ad aiutare la regione in questo censimento per poter poi avviare la ricostruzione delle zone terremotate. È stato un impegno fortissimo, hanno aderito comuni, privati, tecnici, qualificati, è stato un grossissimo lavoro. Al termine di questo lavoro, che comprendeva anche il servizio alla popolazione, la gestione del territorio, tante cose,
Io ricordo di aver proposto al Presidente Marton, perché non istituiamo, era il momento in cui si parlava di queste cose, dopo Zamberletti, no? Perché non istituiamo l'assessorato provinciale della protezione civile? E perché no? E così l'ho fatto io per la prima volta. Sai perché dico questo? Perché noi tra le Poi altre... nella fase successiva invece, quando sono tornato dopo la seconda amministrazione con Innocenti, ho mantenuto il personale e altre cose, però ho assunto i lavori pubblici. Esatto. Ed è stato un periodo felice in cui per 2 anni e mezzo, 3, mi sono occupato di lavori pubblici. È stato un anno felicissimo. È proprio che è un anno felicissimo. Adesso noi torniamo in studio. Di impegno, di lavoro, insomma. Ecco, proprio perché è stato un anno felicissimo di cose da fare che noi abbiamo trovato negli archivi. Adesso con il nostro Alessandro Granzera torniamo in studio giusto per lanciare un servizio che parla di una strada importante, soprattutto poi d'estate, che è la Treviso Mare. L'inserto è lo 05 Alessandro e Francesca. Parliamo di Treviso Mare con l'assessore Brunetto ed è il 13 maggio del 1987. Da domani la Treviso Mare sarà ufficialmente percorribile per intero. I lavori dell'ultimo tratto trevigiano sono stati completati proprio in questi giorni e domani mattina verso le 11 l'assessore provinciale ai lavori pubblici Arnaldo Brunetto darà l'ok per transitare. In pratica i lavori di questa parte terminale hanno interessato un tratto lungo circa 1,3 km, dall'altezza di Vaglio sino a Meolo. In sostanza 1 chilometro è stato pavimentato, mentre per i rimanenti 300 metri sono occorsi lavori integrali di sistemazione. Costo di questo intervento 1 miliardo di lire. Questa strada è nata inizialmente, ma svolge ancora un ruolo prevalente come collegamento di Treviso con le spiagge dell'Adriatico più prossime, cioè con Jesolo, con Caorle, con Torre di Fine, eccetera. Però ha anche una importante funzione di collegamento con la viabilità intercomunale esistente, quindi di raccordo e con la viabilità e con i centri interessati, e avrà poi il suo naturale completamento con la realizzazione della circonvallazione di San Donà di Piave sulla statale 14. Questo ci consentirà di agevolare il collegamento verso tutte le spiagge, verso la stessa San Donà, verso Jesolo, verso Caorle, quindi realizzando anche un raccordo che ha degli interessi che vanno al di là dell'interesse turistico, anche interessi commerciali, interessi di sviluppo, di riequilibrio di tutta quanta l'area. La Treviso Mare, lo ricordiamo, è stata iniziata negli anni 70 e realizzata a stralci. Qualche dato: il tratto trevigiano è lungo 12,5 km, quello veneziano circa 5 km. Per realizzare l'opera in provincia di Treviso sono stati spesi in totale 6 miliardi di lire, ma la cifra ovviamente non è reale perché non rapportata al valore attuale. In pratica circa 5 miliardi di lire sono stati spesi dal 75 all'84. La strada è larga 12,5 metri con 2 corsie centrali, 2 laterali e 2 banchine. Aperto il tratto principale, ora l'amministrazione interverrà per completare alcune opere secondarie ma non meno importanti. Il tratto di congiunzione tra la circonvallazione Silea, circa 600 metri per un importo di spesa di 900 milioni, il cavalcavia sulla rotatoria del raccordo al casello autostradale Treviso Sud, 2 miliardi e mezzo, e la sistemazione di alcuni incroci lungo l'asse principale. Una battuta prima della pubblicità. Quanto orgoglioso è di aver portato a termine questo pezzo di strada che ancora oggi è importantissimo, addirittura vorrebbero trasformarlo in autostrada. Posso dire la verità? Non è stato merito mio. Io ho inaugurato un'opera che aveva portato a termine il mio predecessore, il dottor Giardini, che è deceduto poi poco tempo fa, e quindi il merito va a lui. Io ho avuto solo il premio, la soddisfazione di inaugurarla, ma sono stato contento lo stesso perché questo è stato la condizione che ha consentito di fare altre opere, di lanciare, come appunto ha citato lei prima, quella per la circolazione di San Donà e altre opere. Però su questa inaugurazione mi fa piacere averla vista, ma non ho alcun merito. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi proseguiremo raccontando ancora brani, anzi pezzi della nostra storia attraverso la viabilità e soprattutto attraverso la testimonianza di Arnaldo Brunetto. La
provincia intende stringere i tempi invitando l'ANAS a decidere al più presto per il ponte a Ponte di Piave. Una situazione problematica da diversi anni, sia per la viabilità della zona, sia per i collegamenti con la Postumia. L'argomento, stimolato da un'interpellanza comunista, è stato fatto proprio dall'assessore provinciale di reparto Arnaldo Brunetto, che nella seduta odierna del Consiglio ha spiegato la situazione. I tempi si sono già allungati e troppo ed diventa ormai insopportabile questa lungaggine e sale la protesta da parte delle popolazioni e da parte dei comuni. Quindi occorre prendere una iniziativa per far sì che questi tempi finalmente diventino brevi o quantomeno i più brevi possibili. Lei presenterà un ordine del giorno? Sì, presenterò un ordine del giorno, anzi è già condiviso dalla Giunta dei gruppi consigliari nella sostanza, in cui si chiede all'ANAS che sia assunta la responsabilità di ogni decisione di accelerare il più possibile i tempi per dare risposte definitive alla soluzione da dare. La decisione che l'ANAS deve prendere è se recuperare il Ponte Vecchio oppure costruirne un altro a fianco. Per fare ciò ha affidato lo studio a un tecnico, l'ingegner Matildi di Bologna, ma i risultati dopo parecchio tempo non ci sono ancora. Successivamente, quando sarà pronto il progetto, ci vorranno altri 14 mesi. Nella più ottimistica previsione si dovrebbe quindi aspettare la fine dell'88, ma è, lo ripetiamo, la più ottimistica. Il Consiglio tornerà a riunirsi lunedì prossimo. 1987 si parla del ponte a Ponte di Piave, ponte Bailey perché era pericolante, perché era pericoloso, eccetera, eccetera. C'era doppia viabilità addirittura perché la ferrovia non c'era ancora, quindi si usava l'altro ponte, ricordo perché ci siamo passati 1000 volte, però questo ponte è molto importante per chi vive a Mota, perché di fatto è un po' il cordone ombelicale con la destra e con Treviso, insomma, la destra Piave con Treviso. Sì, questo problema aveva anche stimolato poi un'altra discussione, che era quella se mantenere il ponte in quella sede o se cambiare sede, spostando il ponte più a nord e bypassare il centro di Ponte di Piave, che presenta ancora oggi delle criticità, pensiamo alle curve, alle zone industriali, eccetera. Poi venne scelta da parte dell'ANAS, un po' anche dei comuni, in particolare i locali, Ponte, Salgarese, eccetera, la sede attuale, e quindi venne realizzato l'intervento che è durato a lungo perché bisognava rinforzare o rifare addirittura, adesso non ricordo bene, i piloni che poggiavano sulla ghiaia e andare a trovare la parte solida dove poterli appoggiare. Quindi l'ANAS ha avuto i suoi problemi, noi eravamo arrabbiati, ma l'ANAS ha avuto i suoi problemi. Ecco, diciamo che standoci dietro siamo riusciti in qualche maniera, gli enti locali, le province, i comuni, eccetera, a accelerare il più possibile, però è stato un grosso intervento. Ecco, la domanda oggi è un ponte, almeno a quanto dicono i tecnici, stabile, sicuro, eccetera. Ecco, ma la domanda è il rapporto da assessore provinciale con i sindaci, perché poi i sindaci vanno a tirare la giacca all'assessore provinciale per risolvere le situazioni, e con l'esperienza da sindaco. Vedi, io ho una tendenza naturale alla concretezza, e quindi con i sindaci andavo d'accordo, perché non andavamo a parlare dei massimi sistemi, parlavamo dei problemi concreti, delle possibilità concrete, delle risorse che avevamo, eccetera. E quindi il rapporto con i sindaci, devo dire che è sempre stato un rapporto estremamente costruttivo, che ha portato dei risultati, proprio perché era un rapporto di concretezza, insomma, no? Quindi anche non c'era conflittualità? No, con i sindaci ci ho avuto delle difficoltà, le ho avute successivamente quando si è parlato di ripristino della ferrovia con il comune di Oderzo allora, perché la ferrovia passava troppo vicina alle case, eccetera, e ci fu qualche difficoltà, poi superata anche quella, insomma. Ecco, proprio mi dà proprio lo spunto per vedere insieme un servizio proprio sulla ferrovia Treviso-Portogruaro che passa per Oderzo. Adesso noi la vediamo, ormai è entrata nel nostro quotidiano, nel senso vediamo la strada ferroviaria, l'elettrificazione, i ponti, i sottopassi, eccetera. Guardate proprio ad Oderzo come era ridotta la ferrovia, perché era stata dismessa nel 66. L'inserto, il numero 9, guardate com'è la ferrovia, anzi la stazione di Oderzo nel 1987, quando si comincia a ripensare di ripristinare questa linea. La linea ferroviaria Treviso-Portogruaro fu inaugurata il 6 luglio 1913. In questi documenti storici vedete gli inviti dell'epoca con l'orario del treno inaugurale. L'alluvione del 1966 la danneggiò irreparabilmente. Oggi, a 21 anni di distanza, presso l'amministrazione provinciale di Treviso, è stato illustrato il progetto complessivo dei lavori di terra e murari per il ripristino della linea, lavori appaltati dalla ditta Orsini di Ascoli Piceno. Alla riunione, presieduta dall'assessore ai lavori pubblici della provincia di Treviso, Arnaldo Brunetto, erano presenti
interventi il collega della provincia di Venezia Panzarin, i rappresentanti degli 11 comuni interessati, 8 del Trevigiano, 3 del Veneziano e quelli dell'ANAS. L'intervento riguarda circa 51 km di linea ferroviaria, principali opere d'arte, un ponte sul Piave, 2 sul Livenza, uno sul Ramo Morto ed un altro ponte sul canale Malgher. Altre opere, 6 cavalcaferrovia, 14 tra sottopassi e sottovia, 20 ponti di luce maggiore, 173 tra Ponticelli e Tombini. È prevista inoltre la soppressione di 30 passaggi a livello su 50. L'importo complessivo dei lavori si aggira sui 13 miliardi e mezzo e la loro esecuzione si prevede entro l'orario ferroviario estivo del 1989, purché sia stato risolto dall'ANAS nei tempi previsti, cioè all'inizio dell'88, il problema del Ponte di Piave, un problema del quale Brunetto ha auspicato, non solo per questo motivo, la soluzione. La linea sarà utilizzata per trasporto merci e passeggeri, risolvendo così numerosi problemi di viabilità. Sarà effettuata una campagna geognostica che prevede lungo il percorso dei sondaggi in profondità. Ecco altro passaggio importante che adesso rimane, che è rimasto segno nel territorio, questa ferrovia. Questo forse è uno dei problemi che mi ha tenuto più impegnato, assieme a quello delle acque, della difesa idrogeologica, eccetera. Ma questo qua era un grosso problema per noi, perché voglio o no, la ferrovia era stata un po' il filo lungo il quale era corso lo sviluppo del territorio, no? L'interruzione della ferrovia dopo l'alluvione aveva provocato un acuirsi della situazione economica, sociale della zona. No? Per cui, per quindi una ferrovia cambia completamente l'economia del trasporti, perché soprattutto all'inizio, ma noi pensavamo che potesse continuare così, adesso per la verità è molto meno di quanto noi speravamo o sperassimo. Perché era stato il motore dello sviluppo, c'erano le stazioni merci, c'erano servizi che adesso ormai non ci sono più, insomma, no? Però era comunque un mezzo di comunicazione che ci inseriva nelle grandi vie di comunicazione e che dava quindi spazio, possibilità, opportunità al territorio. Comuni come il Portogruaro, per esempio, hanno molto insistito, o lo stesso Treviso, eccetera. Mota era un po' al centro, oltretutto con la deviazione che non c'è più verso Casassa, eccetera. No? E quindi Mota sentiva il problema un po' come lo sentiva Portogruaro, come lo sentiva Treviso. Qualche altro comune lo sentiva un po' meno. E quindi il degrado di certe aree è dovuto proprio all'interesse che gli amministratori locali avevano per questa ferrovia. Noi per esempio a Mota, ho cominciato a occuparmi di questo problema da sindaco, avevamo evitato di portare le costruzioni fino a ridosso della ferrovia, proprio per rispettare l'area ferroviaria per tante ragioni, i rumori, eccetera, e anche possibilità di sviluppo e anche rischi che ci possono essere. Altri comuni non hanno fatto la stessa cosa, ecco perché qualche volta non ci siamo trovati in sintonia, però solo con qualche comune, forse anche San Biagio aveva dei problemi in questo senso, no? Però poi un po' tutti si sono adeguati e la ferrovia è ripartita con grande fatica. Se posso aggiungere una cosa, che posso? Perché me ne sono qua per questo. A un certo punto, durante i lavori, io ero parlamentare, è intervenuto una decisione delle Ferrovie dello Stato. C'era il commissario Schimberni, allora, sì, l'amministratore delegato, Schimberni, che aveva declassato la nostra ferrovia e l'aveva relegata fra i rami morti. Però questo è avvenuto e stava avvenendo a metà del lavoro, cioè con metà dei soldi, prima avete citato miliardi, sì. Poi alla fine sono risultati molti di più, mi pare. E quindi a metà dell'opera non si interrompe, o si decide prima, e io conservo una documentazione, corrispondenza con ministri, con una serie di personalità, per dire che non poteva esistere una cosa di questo genere, che si interrompesse a metà dell'opera, dopo la spesa di svariati miliardi, il lavoro della ferrovia, perché qualcuno l'aveva definita inadeguata. Un ramo morto. Dovevano pensarci prima. A quel punto andava completata e verificata ed è stato fatto così. E direi che un certo risultato lo ha portato. Ma lo sta portando ancora, perché comunque è una metropolitana di superficie per certi versi rispetto alle adesso. attese forse pensavamo qualcosa di più, io sono convinto, ma sono cambiati i tempi. Esatto, e cambieranno ancora. E cambieranno ancora, e comunque è sempre una struttura, è sempre una infrastruttura, meglio,
che sarà sempre utile al territorio. Beh, adesso nel momento in cui appunto si parla di elettrificazioni, di trasporto pubblico. Se questa mia presa di posizione nei confronti di Schimberni ha portato a questo risultato, io ne sono orgoglioso. Però questo mi porta a un'altra considerazione, cioè quanto importante è essere comunque avere un riferimento a Roma per poter poi giocare sui tavoli romani, perché se non era parlamentare tutto quello non avrebbe potuto farlo. Beh, col mio carattere sarei andato in cerca di parlamentari per farlo fare, col mio carattere. Sì, ma non è la stessa cosa. Essendoci direttamente mi sono impegnato, credo di aver ottenuto qualche risultato. Ecco, allora è importante avere una rappresentanza adeguata a Roma? Sì, può essere utile in certe occasioni. Posso citare un altro piccolo episodio? Certo. Ha citato prima il ponte sul Livenza. Sì. Sul Livenza piccolo, sul fiume piccolo Livenzetta. Succedevano spesso incidenti perché c'era una strettoia. E lì succede l'incidente. Un giorno mi viene a prendere il vigile, stavo arrivando da Roma, mi dice: sai, è successo un incidente, dove? Sul ponte? Sì, sul ponte. Andiamo là. C'era l'ingegner, ricordo il nome, l'ingegner Gallo dell'ANAS. Senta ingegnere, cosa facciamo qua? Niente, si deve farmi una ordinanza, ero sindaco e deputato allora, no? Deve farmi una ordinanza perché dobbiamo fare il senso unico alternato per poter fare la riparazione. No, ingegnere. Io le faccio la ordinanza di chiusura totale e lei fa il ponte nuovo. È rimasto basito, no? Di fronte a questa presa di posizione un po' anche energica che aveva assunto. E come facciamo? Lei faccia il progetto, io trovo i soldi. Dopo 6 mesi il ponte era ricostruito ed è ancora là e funziona bene. Ecco, quindi bisogna i riferimenti romani, allora, adesso saranno regionali, adesso saranno altre forme, cioè avere un dialogo con i vari enti ai vari livelli, organizzazioni ai vari livelli, è importantissimo. Le amministrazioni locali che pensano di fare da sole sbagliano, bisogna avere gli agganci, nel senso... questa è la politica, no? No, non perché gli altri non vogliono, ma tante volte bisogna far capire le cose come sono effettivamente, no? E per farlo capire bisogna fare la voce grossa o esserci. Cioè fare politica. Volevamo spiegare cosa vuol dire fare politica nel pratico sì, e poi si ottengono le risultanze. Però noi abbiamo intitolato questa seconda parte Motta Oderzo, la contesa infinita, perché va raccontata questa cosa. Non c'è, cioè, Motta Oderzo... Mi parla delle partite di calcio? No, partite di calcio. Parlo ad esempio di questi giorni è la notizia che si sta facendo una squadra unica a far Motta Oderzo. Ma questa è la notizia di oggi. Al tempo, e la porto indietro nel tempo, la porto nell'87 a un funerale, l'inserto è il C10, c'è il problema dell'ospedale di Motta, dell'ospedale di Oderzo, del pronto soccorso di Motta, del pronto soccorso di Oderzo, che c'è sempre stata, diciamo, questa fra virgolette frattura. Non le faccio commentare altro, vediamo il servizio, lo commentiamo subito dopo. L'inserto è il C10, vediamolo insieme. Hanno protestato così, abbassando tutte le saracinesche dei negozi e chiudendo i locali pubblici. Siamo a Motta di Livenza, la città che ha deciso di iniziare una battaglia contro quelle che vengono definite scelte politiche sbagliate. La miccia che ha fatto esplodere la rabbia popolare, come si sa, è la morte di Maria Cristina Andreola di 19 anni, che, ferita in un incidente stradale a poche centinaia di metri dall'ospedale di Motta, è stata lasciata a terra in attesa dell'ambulanza che doveva arrivare da Oderzo. La ragazza poi è deceduta. Oggi i funerali in un clima di grande tensione, al punto che si è temuto che qualcuno perdesse la testa. La morte di Maria Cristina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei mottensi. I fatti sono noti. L'ospedale di Motta è al centro di polemiche roventi per un progetto di smantellamento che, anche se non dichiarato, comunque è praticamente in atto. A piccoli passi, dicono in città, ci vogliono portare via tutto. Recentemente l'ospedale era stato privato delle ambulanze. In caso di necessità, ora deve intervenire l'ospedale di Oderzo, anche se il ferito si trova a pochi metri dall'ospedale locale. È quanto è accaduto nel caso di Maria Cristina. Abbiamo avvicinato il sindaco Luigi Samassa prima dei funerali. Era già stato intervistato dal collega De Donà. Ha ripetuto la sua accusa a quella che è stata definita politica del carciofo. Una foglia dietro l'altra ci lasceranno senza niente. Di qui la partecipazione massiccia ai funerali di Cristina per un atto di pietà cristiana prima di tutto, ma anche per una silenziosa protesta. In tanti, oggi pomeriggio, hanno voluto dire che non accetteranno che continui lo svuotamento della città di servizi fondamentali conquistati faticosamente nel tempo.
Col senno di poi l'ospedale è andato a Oderzo, adesso tra l'altro Oderzo adesso è sempre di più verso il centro, verso il Cafoncello. Motta è diventato un centro di riabilitazione, però diciamo la frattura è rimasta. Non direi la frattura a livello di realtà comunali o istituzionali, eccetera. Diciamo che è avvenuto quello che nessuno di noi avrebbe voluto, ma cambiando i tempi la riforma ci ha portato necessariamente a questo. 2 ospedali erano troppi e noi facevamo la battaglia per Motta, ha vinto perché il piano regionale poi perché non dipende dai comuni e neanche dalla provincia, dipendeva dalla regione. Questo qua. Il piano regionale ha portato a centralizzare. D'altra parte abbiamo visto Pieve di Soligo sparire, Valdobbiadene sparire, cioè centri, perché la ristrutturazione ci ha portato a polarizzare la sanità intorno ad alcuni centri più specializzati, più consistenti, che potevano avere maggiore possibilità e con dolore abbiamo dovuto assistere a questo impoverimento del territorio. Ma la politica del carciofo? Era quella di, no, la politica del carciofo era quella di, perché avevamo portato via gli uffici. Via gli uffici che erano temporaneamente morti, sono stati portati via, eccetera. Cioè, bisogna entrare nel clima del momento, no? Nel senso di anche frustrazione che localmente avevamo per questa impossibilità di contrastare ciò che avveniva, insomma, no? Perché noi non avevamo potere per contrastare, non avevamo, quindi si è subito un po'. Immagino che avete subito, però adesso la riporto ancora più indietro nel tempo perché... poi a un certo punto, voglio finire, di fronte alla ineluttabilità di questo, io ricordo di aver sempre sostenuto il Consiglio Comunale che allora bisognava diversificare il ruolo dei 2 ospedali. Cioè, per evitare che uno fosse chiuso, come hanno chiuso, ho citato Pieve di Soligo, o Valdobbiadene o Asolo, eccetera, bisognava diversificare il ruolo dei 2 ospedali. Però adesso... Questo è avvenuto in qualche maniera. Però di poi adesso pare che addirittura stiano ripensando di aprirne alcuni perché devono aprire degli ospedali di comunità. Cioè devono aprire degli ospedali che siano intermedi per non intasare i grandi centri. Bisogna vedere cosa gli fanno fare, perché il pronto soccorso va organizzato in maniera, le sale operatorie, cioè ci sono dei costi nella sanità certo. già molto elevati, che se noi li andiamo ad aggravare ancora, non è che miglioriamo la sanità, la peggioriamo, perché facciamo il livellamento in basso. Bisogna che noi cerchiamo di mantenere elevata la qualità, e per mantenere elevata la qualità, piaccia o non piaccia, dobbiamo anche accettare qualche rinuncia. Adesso invece, la diversificazione che io sostenevo andava in questa direzione. A un certo punto lei viene eletto parlamentare, come dicevamo prima, perché poi ha continuato a fare il sindaco, però si dimette da assessore provinciale. Siamo al 21 settembre dell'87 e il servizio racconta proprio questo. Vediamolo insieme. Importanti argomenti al centro dell'odierna seduta del Consiglio provinciale di Treviso, riunitosi secondo la scaletta definita dalla Presidenza. C'è ancora una riunione prevista per lunedì prossimo ed eventualmente una per martedì. Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni presentate dall'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità. L'onorevole Arnaldo Brunetto non può evidentemente conciliare il suo impegno di parlamentare con quello di componente della Giunta provinciale, con deleghe peraltro che richiedono un impegno costante. Le dimissioni Brunetto le aveva annunciate da tempo e da alcuni mesi aveva ceduto la delega al personale al collega Pietro Furlan affinché si seguisse meglio l'avvertenza in atto da parte dei lavoratori dell'ente. Al momento la Giunta ha quindi un assessore in meno, non essendo stato ancora deciso il suo sostituto. Brunetto rimane consigliere provinciale. Ma la seduta odierna ha visto anche altre decisioni di rilievo, ad iniziare dall'approvazione dei lavori di restauro dell'ex convento di San Pietro in Asolo, primo stralcio per 1 miliardo, e per il riadattamento di Villa Albrizzi Franchetti per 2 miliardi e 50 milioni di lire, al fine di ospitare adeguatamente l'Istituto Maritain. Inoltre il Consiglio provinciale ha nominato i rappresentanti dell'ente all'interno delle APT, le aziende di promozione turistica. Tali nomine erano fondamentali per la vita delle aziende, che senza avere completato il proprio consiglio di amministrazione sono praticamente nell'impossibilità di operare. Si è parlato anche della delegazione che andrà in Cina. I comunisti hanno annunciato con Bolis la loro adesione, pur contestando i metodi di scelta nella composizione, metodi, ha detto il capogruppo comunista, troppo politici e troppo poco economici. Allora, aveva detto che avevo scelto questo pezzo proprio per poter parlare della Cina, per poter parlare di tante altre elementi, diciamo così, che spuntano, al di là del fatto che lei a quel punto nell'87 si dimette da assessore provinciale. Consideri poi più difficile fare l'assessore provinciale o il parlamentare? L'esperienza
provinciale e anche quella del comune, eccetera, sono utili per chi va a fare il parlamentare, perché bisogna, oltre ad avere un po' di conoscenza generale delle cose, bisogna anche avere esperienza pratica, perché ti aiuta in tante situazioni. Quindi da questo punto di vista direi che quasi quasi mi sono trovato meglio a fare il parlamentare, insomma, no? Perché se levo il mio tempo in base anche alla mia valutazione. In provincia a volte bisognava alzarsi e correre, perché c'erano i comuni che chiedevano, la gente che chiedeva, c'erano situazioni diverse. Quindi meno faticoso fare il parlamentare? Diverso, insomma, diverso. Non meno più non faticoso? saprei, non direi. È un impegno diverso. Un impegno diverso. Però altrettanto impegnativo, insomma. È impegnativo, sì, ma impegnativo. Però se sbagli sul serio. Quindi là bisogna stare attenti, insomma. No? Io ho avuto, per esempio, per un periodo, quando ero sindaco, sono stato anche presidente del consorzio Acquedotto Sinistra Piave, di Conegliano. E quell'esperienza mi è rimasta molto utile, perché quando poi si è parlato degli acquedotti, della legge sulla cosa della Trazina, sull'inquinamento della Trazina, per fare poi il rinnovo degli acquedotti, la trasformazione, si è molto lavorato, e ricordo che Giorgio Galli, che era il relatore per la Commissione Ambiente, era stato presidente del Consorzio Acquedotto a Como, io relatore per la Commissione Sanità, ero stato presidente di Acquedotto e ci capivamo. E quindi avete Lui preparato una legge? Lui era molto preparato. Abbiamo studiato e elaborato insieme con i gruppi parlamentari, eccetera, una legge che poi nella legislatura successiva, nella quale io non c'ero, Giorgio Galli, che è rimasto, l'ha fatta diventare la legge Galli sul ciclo continuo delle acque, ma frutto di un'esperienza fatta proprio gestendo i problemi a livello locale. Quindi, in poche parole, andare a fare il parlamentare ci deve è di andare estrema dopo attualità questa legge, perché la gestione delle acque oggi è di estrema attualità. Pensiamo alla situazione, no? E quindi è una legge avveniristica quella là, però è maturata attraverso il lavoro fatto proprio per la conversione di questi decreti. Se non te sa, non ti sa neanche decidere. Se non ti approva anche. Ecco. Grazie Arnaldo Brunetto. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte, ricominciamo da delle fotografie. Sarà perché sono i primi giorni, sarà perché se ne stanno chiusi nei loro alberghi, ma al Lido di Big se ne vedono pochi. Oggi la parte del leone l'hanno fatta loro, i protagonisti del film Il ragazzo di Calabria. Il regista Luigi Comencini, gli attori Gianmaria Volonté e Diego Abbatantuono sono riusciti a riscaldare l'atmosfera freddina. Per loro la Sala Perla, dove si tengono le conferenze stampa, si è riempita. Hanno mobilitato stampa, fotografi e televisioni. Non sono certo divi, ma gli unici personaggi bravi e noti che hanno movimentato la giornata. La conferenza stampa, condotta da un sornione e ironico Maurizio Costanzo, ha sancito l'accoglienza positiva riservata al ragazzo di Calabria. Comencini ha brevemente spiegato l'essenza del film. La storia, ha detto, si svolge prima degli anni 60, prima della televisione, e racconta il sentimento di un ragazzo che ha un ideale da difendere. Gianmaria Volonté ha affermato che non si può dimenticare che la Calabria è una terra sanguinata e il film vuole essere un augurio e una speranza. Diego Abbatantuono ha mantenuto il discorso sulla violenza, ma a modo suo. Quando andavamo a prendere il caffè assieme al sindaco, io gli stavo a 2 metri di distanza per non prendere una fucilata. Si aspettano i divi, si diceva, quelli capaci di scatenare le folle, ma dalle voci che circolano sembra proprio che Robert De Niro, interprete degli Intoccabili di Brian De Palma, non si farà vedere. E veniamo agli spettacoli di domani. In Sala Volpi alle 11, Bellissima di Luchino Visconti, nell'ambito di omaggio a Cinecittà. Alle 20:30 in Arena e alle 21:40 in Sala Grande l'attesissima ultima pellicola di Houston, The Dit, Gente di Dublino, tratto da un racconto di James Joyce.
La Biennale del Cinema di Venezia nuota dal Lido verso il capoluogo della Marca. Se tutto andrà bene, infatti, il Cinema Edera di Treviso ospiterà quasi in contemporanea con Venezia ben 6 film. Sicuramente potremo vedere L'amico della mia amica di Romer, film accolto con qualche riserva dal pubblico veneziano, e Lunga vita alla signora di Olmi. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede del municipio di Treviso dall'assessore alla cultura Clara Rosso Coletti. Accanto a lei il direttore del Cinema Edera Sandro Fantoni e l'organizzatore Dino Artico. Ancora nell'incertezza, ma con buone possibilità, Gli occhiali d'oro di Montalto, Il ragazzo di Calabria di Comencini, Il quartiere di Silvano Agosti e Maurice di Ivory. Grande attesa per quest'ultima pellicola, sorella dell'ultimo successo di Ivory, Camera con vista, e che narra la storia tratta dal romanzo di Forster fra 2 omosessuali. L'ambiente è quello aristocratico dei primi del Novecento, un'esperienza d'amore proibita e clandestina trattata dal regista con estrema delicatezza. Siamo soddisfatti di questo risultato, ha detto l'assessore Coletti, soprattutto perché non è stato per niente facile accordarsi con i produttori, sempre attenti e comprensibili alle scelte di distribuzione. Le proiezioni inizieranno venerdì 4 settembre con 2 spettacoli al giorno, quello delle 20 e quello delle 22. Ogni film verrà dato per 2-3 sere di seguito. Ad aprire questa rassegna di pellicole eccellenti sarà L'ami de mon ami, l'amico della mia amica di Romer, in proiezione fino a domenica. 3 settembre 1987, Mostra del Cinema di Venezia, Pio Dal fotografo, tu c'eri e sei venuto qui a raccontarci non solo questa esperienza, ma la tua esperienza di fotografo. Per te perché è importante la Mostra del Cinema? È importante perché è stato il mio trampolino di lancio dove ho iniziato il mio percorso di fotografo, di fotoreporter, e era un periodo, diciamo, nel quale la mostra era molto semplice e facile, non c'era il tappeto rosso, gli attori circolavano liberamente dalle Hotel Excelsior alla sala del cinema, camminavano per la strada, tanto che un giorno mi è capitato di ritrovarmi con John Belushi e ci siamo dati un high five, un 5 alto. Pio Dal, in che anni qui? È 86. 86, quindi siamo esattamente sulla zona della Mostra del Cinema. Esatto. Ecco, tu arrivi a fare il fotografo dopo però un'esperienza diciamo completamente diversa. Tra l'altro tu torni in Italia, giusto? Perché prima tu facevi altre cose. Sì, ero sbarcato a New York il giorno del mio compleanno, 23esimo compleanno, e da lì poi sono sceso a Miami dove ho fatto un'esperienza di taxi driver, ho guidato il taxi lì. Come si fa a partire da Codogné e andare direttamente a New York? Cioè, come mai ti è saltata in testa sta cosa? Ma volevo vedere cosa c'era oltre la siepe, il paesino di Codogné dove ho le mie radici, e mi andava un po' stretto, volevo vedere cosa c'era nel mondo. Quando si ha 23 anni chiaramente la voglia è il momento di vedere, esatto, no? Giusto? Esatto. Quando se ne ha qualcuno in più, lì la barba è nera, qui la barba è bianca, magari si va un po' più di riflessione. Allora, sempre con il nostro Alessandro, andiamo direttamente al C15 dove ci hai fatto arrivare delle foto della tua esperienza americana. Qui è Miami. Qui è Miami? Sì. Ecco. Che cosa di particolare? Allora, qui l'artista Cristo, che è chiamiamolo così, l'impacchettatore di monumenti e quant'altro, si era inventato questa installazione, si chiamava, di 11 isole come questa, circondate da un materiale rosa che contrastava benissimo con il verde smeraldo della Biscayne Bay, che è quella lì. Quindi io passando col taxi ho visto questa specie di chewing gum rosa che risaltava benissimo dall'acqua, e mi sono fermato per 5 giorni. Ho seguito tutte le fasi della preparazione, poi ho affittato anche un elicottero, per 10 minuti erano $30, sì, non erano cifre pazzesche, e ho fatto quella foto lì. Però ricordiamo che tu di lavoro facevi però il taxi driver. Facevo il taxi driver, però sempre con
compagna fedele. Che vedo che è una Nikon, se non Una sbaglio. Nikon, sempre sono stato un nikonista. Qui siamo invece... Central Park, New York, c'è un pittore a sinistra che dipinge il carretto che sta venendo avanti, che sono Ci hai mandato questa immagine di New York, cioè di Central Park, perché tu sbarchi di fatto. Esatto, il giorno del mio 23esimo compleanno, il 15 ottobre, non potrò mai dimenticare Anzi, un trevigiano a New York. un trevigiano a New York. Ma tu l'inglese lo sapevi, l'americano? Lo sapevo scolastico e poi però in 6 mesi lavorando con la gente mi sono... Senti, ma Little Italy, cioè ti voglio dire, gli italiani, hai legato subito con loro oppure hai trovato delle altre... Dove sei andato a dormire la prima volta? A New York, Sì. dici? No, a New York mi sono fermato in un hotel, Washington Square Hotel, da dormire con un occhio solo perché era veramente... Non c'era l'internet, non c'era Booking, questi sistemi che ci sono adesso per capire se l'hotel è più o meno come lo descrivono nei Ma dépliant. dove eri? Nella parte alta o parte bassa? Washington Square è nella parte bassa, diciamo, vicino a Wall Street, a Manhattan. Però alla notte si sentivano, cioè ho dormito con un occhio aperto perché veramente era un disastro. Questa è Fifth Avenue, credo, se non ricordo Ma male. questa è una foto cos'è? Anni 70? Anni 60? No, sempre anni 80. Inizio anni Sì, 80. sì, 80 qua. È Perché... bellissimo bianco e nero. Ma sviluppavi tu Sì, sviluppavo io le foto in bianco e nero. sempre nell'albergo al Washington Hotel? Sì. Hai sempre vissuto lì a No, Lusso? qua mi sono fermato 3 giorni. Ah, 3 giorni e poi sono andato giù a Miami. Qua siamo adesso, a occhio potrei dire che è sempre Fifth Avenue, un'immagine così, diciamo, candida di quello che sono le strade di New York, il ragazzino lì che ascolta quei 3 lì, quello che passa, così l'ho fatta. Qui è Washington Square, si chiama proprio così, e c'era un artista che è quello in basso piegato e aveva raccolto un po' di gente. Qui invece siamo a Times Square, il cuore pulsante, dove si incontrano la Fifth Avenue con la Broadway. ecco la Broadway, esatto. Esatto, e fanno una specie di triangolo, è il cuore, come dicevi tu. Però è un po' cambiato, questo qui è anni 80, Sì, è ovviamente. drasticamente cambiata, adesso è piena di monitor. Queste sono le altre foto. Qui, perché ci hai mandato questa foto di football americano? E qui siamo a Miami, mi pare. Questo è l'Orange Bowl, che era il vecchio stadio, adesso si chiama Joe Robbie e è cambiato e sono stato anche lì. Questa è la partita Oilers-Miami Dolphins che attraverso degli escamotage che usavo sempre quando ero lì riuscivo a infilarmi dentro come... Ma tu poi queste foto le tenevi per te, cosa ne facevi? Sì, ma le proponevo alle agenzie quando poi sono ritornato in Italia, però queste le facevo principalmente per me perché partivo dall'idea della passione, cioè le facevo per passione, poi non è che le facevo con l'idea che poi le avrei vendute. In Italia non si capisce il pathos che c'è quando sei sul quel green, giusto? Lì a bordo campo si sentono i rumori degli elmetti che cozzano, è un gioco molto fisico e quindi interessantissimo anche da fotografare, i voli che facevano per aria, a mezz'aria, quando si scontravano. Sì, è più fisico il football americano o il rugby? Sicuramente, guarda, il rugby non avendo protezioni secondo me è più pericoloso, sono tutti e due fisici, qua ci sono delle protezioni importanti, nonostante tutto ci sono degli incidenti molto gravi che succedono spesso. Ultima foto, perché ci ho proposto questa foto che mi ha colpito molto, Surfside Beach Hotel. E qui siamo quasi all'altezza di South Beach, che era il cuore pulsante di Miami. Miami, quando sono arrivato io, era, per chi ha visto il film Scarface, ecco, era così. Cioè, South Beach era un posto che addirittura noi tassisti cercavamo di evitare, anche di giorno, perché c'erano le lotte fra le varie fazioni per dividersi il territorio e era veramente pericoloso. Senti, perché poi hai deciso di tornare in Italia?
Ma io tornavo in Italia ogni anno, i primi 3 anni sono rimasto lì, poi sono ritornato perché il lavoro era stagionale. Lì la stagione comincia a marzo-aprile, a novembre col Thanksgiving e finisce a marzo-aprile. Ma tu hai preso anche la green card? Ho preso la green card e anche la cittadinanza americana dal 1991. Ah, quindi... Sì. Quindi quando devi andare in America non devi compilare praticamente nulla. Nulla, ma ho il passaporto. Però sei tornato in Italia e la prima cosa che fai quando torni in Italia ti proponi un'agenzia fotografica, o sbaglio? Sì, attraverso un'amica che ha visto le mie foto mi ha detto guarda ho un amico che lavora, che fa questo tipo di lavoro giornalistico, che era quello che interessava a me. Ho sempre avuto una passione per il giornalismo, il fotogiornalismo. E sono andato giù, ho parlato con questa agenzia Foto Attualità che forniva le foto al Gazzettino e alla Associated Press. Mi hanno detto guarda, se vuoi c'è la mostra del cinema, vieni qua, stai qua una settimana e ti insegniamo le tecniche di sviluppo, di stampa, il taglio giornalistico e quant'altro, e ho accettato ben volentieri. Mi sono fatto un po' le ossa lì e poi... E poi il vero inizio viene più tardi, viene con il G7, quindi con i grandi che arrivano a Venezia. Proprio per questo con il nostro Alessandro Granziera e Francesca Pezzo in regia andiamo a vederci il contributo 13 che è dell'8 giugno dell'87 e parla proprio del summit dei grandi, dove c'era anche Reagan, tanto per intenderci. Vediamolo insieme. Il grande momento per Venezia è arrivato. La città oggi si è svegliata sotto un cielo nuvoloso che rapidamente si è tramutato in pioggia nel corso della giornata. Battesimo autunnale o quasi per il vertice dei 7 grandi che paralizzerà la città fino a mercoledì sera. Il centro storico è stato sgombrato completamente dai servizi di sicurezza che pattugliano la zona 24 ore su 24. Ecco come si presentava stamattina Piazza San Marco, occupata parzialmente da una troupe televisiva americana. Nel frattempo il ruolino di marcia per questo summit economico costringe i 3.000 e passa giornalisti che hanno invaso la città a spostamenti di gruppo da una parte all'altra di Canal Grande. Nella giornata di ieri all'aeroporto di Tessera, interdetto per l'occasione a qualsiasi arrivo o partenza, sono sbarcati altri 2 protagonisti di questa kermesse politica economica. È arrivato il tedesco Kohl, che alloggia con i suoi collaboratori all'Hotel Danieli in Riva degli Schiavoni. I suoi compagni d'albergo sono i giapponesi, i canadesi e gli italiani, anche se Fanfani verrà ospitato in prefettura. Nel pomeriggio è arrivato anche il segretario di Stato americano Schulz. Cambio di residenza per Reagan, che stamattina ha lasciato Villa Condulmer e ha raggiunto i suoi appartamenti all'Hotel Cipriani della Giudecca. In città lo schieramento di forze dell'ordine è imponente, non meno imponente è l'esercito degli addetti ai lavori che seguiranno da vicino lo svolgersi del convegno. Per giornalisti e troupe televisive la base di coordinamento è l'isola di San Giorgio, trasformata in un centro multidirezionale completo di servizi stampa, studi televisivi, senza contare i servizi collaterali, cambio di valuta per gli stranieri, video bollettini che trasmettono in tutte le lingue, centinaia di persone impegnate fino a notte fonda per informazioni e servizi di ogni tipo, compresa la maxi mensa che ogni giorno sforna cibi caldi per 3.000 persone. In serata primo appuntamento ufficiale per i grandi, un drappello incompleto in verità, gli ultimi arrivi sono previsti in giornata. La delegazione internazionale ha visitato Palazzo Ducale scortata dalle forze dell'ordine. Venezia off limits per i veneziani, dunque bisogna portare pazienza, il summit terminerà mercoledì, allora Venezia sarà già passata alla storia. Rivedendo queste immagini, cosa ti viene in mente di quella esperienza? Ma emozione, grande emozione, perché è stato il mio battesimo, diciamo, di fuoco, proprio la prima esperienza fotogiornalistica, e in una cosa così importante ero emozionatissimo, non pensavo mi assegnassero questo servizio. Però quando mi sono trovato lì mi batteva il cuore, perché ho detto sarò all'altezza di fare la foto giusta. E lì, combattendo per arrivare primo davanti per fare la foto giusta, sono arrivato proprio in centro e sono riuscito allora, a vediamo immortalare. un po' di foto che ci hai mandato. L'inserto è il 17, così le commentiamo insieme velocemente. E questa è la prima foto. Sì, questa è la foto che praticamente è stata la mia prima foto, e io ero quasi in centro, qua, quindi in una buonissima posizione,
e a fianco a me c'erano almeno un centinaio di fotografi e fotooperatori. Bisognava stare con i gomiti a 45 gradi e tenere stretto per non stare, perché se no ti passano sopra. Esatto, e quindi insomma sei riuscito a fare sta foto. A fare sta foto che poi mi ha lanciato, fra virgolette lanciato. Questa qui l'hai fatta per cos'è, il Gazzettino? Gazzettino e poi Associated Press, perché l'agenzia con la quale lavoravo mandava anche... non è poco, l'Associated Press è un'agenzia internazionale di internazionale, sì. Vediamo quella successiva. Ecco, qui invece siamo alla Mostra del Cinema, ce l'hai mandata perché praticamente siamo in contemporanea. Perché ci hai mandato questa foto? Ma è una foto così, fatta di fronte all'Hotel Excelsior, e lì si vedono i due Blues Brothers, credo, nel manifesto. Sì, esatto. E questi due ragazzi che si hanno distesi là, così mi piaceva, un po' così, una foto di colore. Qui invece abbiamo Giorgio Gaber. Giorgio Gaber, sì, che era lì quell'anno, e questa mi piace particolarmente perché ho iniziato, diciamo, una moda che era quella di fotografare i fotografi mentre fotografavano i personaggi. Perché in effetti fanno spettacolo. Questa perché ce l'hai? Questo perché lui è John Badham, il regista di Saturday Night Fever, La febbre sabato sera, che era con la sua compagna. Ho avuto una grandissima fortuna che, prendendo una lancia dalla Mostra del Cinema per Piazza San Marco, mi sono ritrovato con lui nella lancia. A quel punto l'ho seguito per più di un'ora facendo diverse foto che poi gli ho fatto avere e mi ha anche ringraziato. Qui era la prima domenica di settembre della Mostra del Cinema e tutti i fotografi erano andati per fare la regata storica. Io sono rimasto lì e a un certo momento sento un sax suonare giù sotto l'albergo dell'Hotel Excelsior, vado giù e mi trovo un mostro del jazz che è Dexter Gordon, e che suonava così in maniera estemporanea. È stata una meraviglia. Queste sono le impiraresse. È un vecchio mestiere che è scomparso adesso e queste forse sono le ultime signore che facevano questo lavoro. Praticamente impiraresse perché il verbo impirar le perle delle donne che poi vendevano in piazza San Marco. E quindi dopo le impiraresse ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte ne vedremo veramente delle belle. La loro non è una vita facile, sono sempre in viaggio, sballottati da un campo profughi all'altro, attraversano paesi stranieri non sempre ben accolti dagli ospiti. In attesa del visto d'espatrio per volare oltreoceano in cerca di fortuna, accettano tutto, anche le sbarre di cancelli che limitano i campi guardati a vista da militari e polizia. Sono polacchi, da questa mattina occupano al Lido di Jesolo una palazzina del centro operativo della Croce Rossa Militare. Arrivano dal campo di Latina dove non potevano più stare per problemi di sovraffollamento, non si sa quanto si fermeranno. 200 persone in tutto, divise in 68 famiglie, 200 fuoriusciti in attesa di raggiungere l'America o l'Australia. Intanto la loro presenza crea problemi per i profughi stessi innanzitutto, che già si lamentano della sistemazione a Jesolo. Uno di loro ha voluto parlare con noi al cancello d'entrata della colonia. Ci ha detto che ogni stanzone della palazzina ospita 10 famiglie in cerca di privacy dietro sottili divisori di fortuna. Tutto deve essere ancora organizzato, non mancano problemi igienici. D'altro canto anche il comune di Jesolo ha espresso le sue perplessità sull'arrivo dei polacchi. Questa mattina in una riunione in municipio gli amministratori locali, informati all'ultimo minuto della presenza dei profughi in città, hanno deciso di contattare il Ministero degli Interni per avere spiegazioni esaurienti sul caso. Per ora non si sa altro. È difficile avvicinare i profughi, il campo è off limits a stampa, fotografi e televisione. Nessuno sa se la colonia della Croce Rossa diventerà un vero e proprio centro di raccolta o se l'arrivo di questa gente sia soltanto un fatto sporadico dettato dalla situazione d'emergenza creatasi a Latina.
2 settembre 1987, il telegiornale, si parla di profughi polacchi perché siamo prima del muro di Berlino, quindi c'erano i due blocchi, questi profughi scappavano dalla Polonia, diventavano profughi, un po' come succede adesso però dall'Africa, e poi cercavano di trovare fortuna negli Stati Uniti oppure in altre parti di Europa, ma era presumibilmente, anzi preferibilmente negli Stati Uniti, dove c'erano già molte altre comunità polacche. Perché partiamo da qua? Perché adesso facciamo vedere delle foto di Pio Dal Cimpre, che tu c'eri anche al muro di Berlino. E allora cominciamo a vedere l'inserto 23, le prime foto di Berlino. Qui ci hai portato questa foto. Che foto è questa? Qui erano le ore successive all'apertura. Quindi parliamo del 1989. 9 novembre. Ecco, cosa ti ricordi? Cioè, perché sei andato su a Berlino? Da giorni ormai c'era nell'aria la possibilità che forse ci sarebbe stato qualcosa in termini di caduta di questo muro, che era già stata prospettata da vari leader mondiali. Primo Gorbaciov, perché non tornava più in conti della Russia. Gorbaciov, Reagan e quant'altro, e tantissimi altri che... Cosa aveva detto Reagan? Mr. Gorbaciov, tears down this wall. Esatto, butta giù questo, eccolo qua. Se leggi qua, no Europe without Berlin, no, nessuna Europa senza Berlino. Adesso potremmo scrivere no Europe without Ukraine. Esatto. E quella foto precedente si vedono ancora i Vopos, che sono quelle guardie che qui sono sopra il muro, che erano un po' spiazzati da tutto questo movimento, non sapevano neanche loro benissimo. Quella che si vede lì a sinistra è la porta di Brandeburgo. Adesso è completamente cambiato tutto. Io non tu sei arrivato lì quanto prima? O sei arrivato... Io allora, quando ho sentito alla sera che cominciamo a buttare giù il muro, ho preso la macchina e sono partito. Ci ho messo 17 ore di auto. Sei arrivato a Berlino. E lì che cosa hai trovato? Lì c'era questo movimento di gente grandissimo. Non si trovava un albergo, non si trovava un buco per dormire. Addirittura nei 5 Stelle era tutto pieno. C'era questo gran movimento di gente, questa euforia, la gente che batteva coi martelli sul muro per aprirsi una breccia e vedere cosa c'era dall'altra parte. E poi c'erano queste brecce, come si vedeva nella foto, da dove uscivano quelli dell'est, e c'erano gli applausi della gente, i fiori, tutti che li accoglievano come fossero veramente degli amici, dei parenti, dei fratelli che aspettavano tanto. Ecco, adesso però dobbiamo correre, tu di foto ce ne hai date tante, qui invece è un'altra situazione mi pare. Questa è la piazza centrale di Timisoara. Qui siamo sempre nell'ambito della rivoluzione all'est, perché crolla il muro di Berlino, comincia a vacillare tutto il patto di Varsavia e qui siamo in Romania dove c'è la rivoluzione, comincia la rivoluzione. Tu arrivi in Romania, come mai? E sento nel telegiornale sento che hanno ucciso Ceausescu e la moglie, fucilati dopo un processo perentorio, e che ci sono questi subulli, questa guerra, questa rivoluzione, la rivoluzione di Natale, e difatti si vede l'albero di Natale lì sul carro armato. Arrivo il giorno dopo l'esecuzione di Ceausescu e mi trovo qua a Timisoara, questa è la piazza centrale, con questo carro armato e questo soldato che mette l'albero di Natale. Ma scusa, ma come fai ad arrivare a Timisoara così di punto in bianco? Cioè, dogane? Non c'erano dogane. Cioè, tutto libero? No, era libero perché c'erano queste... Senti, ma i tuoi cosa dicevano? Che ti andavi a cacciare sempre nei guai? Prima muro di Berlino, poi la rivoluzione, cioè voglio dire... Diciamo che ho raccontato qualche bugia. Nel caso, ad esempio, non questo, ma nella guerra, nella guerra serbo-croata, questa qui siamo stati sorteggiati a sorte in 3 fotografi, partiva un militare, poi partiva il fotografo, e lì dove si vedono gli alberi c'era la prima linea del nemico.
quindi dovevamo fare di corsa per arrivare vicino al militare che ci avrebbe protetto. Ma scusa una cosa, qui siamo in che fronte? Cioè, tu Qui sei è dalla Varaždin, ma tu sei dalla parte di chi? Dei croati o qui siamo dalla parte dei croati. dei croati, e dall'altra parte c'erano i serbi che sparavano? I serbi che sparavano. Cioè qui non avevate neanche la protezione, niente, neanche un casco? No, niente. E qui è qua pieno di potevano cecchini. spararti a qualsiasi momento. Dimmi la verità, ma ogni tanto hai sentito fischiare i colpi? Sì, un paio di proiettili zip li ho sentiti, per fortuna che li ho sentiti, perché se non li avessi sentiti non saresti sarei qua a raccontare. Esatto. E qui invece proprio è quella più vicina. Ecco, questa che foto è, visto che ci siamo? Questo è il fotografo che mi precede con la guardia armata, adesso è quella di prima e quella successiva, diciamo. Sì. Poi lui, il militare, parte e il fotografo gli corre dietro per attraversare questo spazio che è all'aperto. Dove E quindi dove ti potevano sparare? E poi sono partito io dopo di lui. Quindi... Senti, ma perché? Perché rischiare la vita per sta roba? Me lo chiedo anch'io. Adesso non lo farei neanche per €1 milione. A quel tempo ero giovane, scapestrato e single e non avevo nessuno. Volevo capire cos'era la guerra, cosa c'è dietro la sofferenza della guerra. Perché poi tu vivevi insieme a loro? Cioè, Sì, si partiva la mattina, facevamo una colazione abbondante, perché almeno se ci prendono abbiamo mangiato. E poi ci chiedevamo la domanda che ci facevamo: ti senti stupido stamattina? Se la risposta era sì, restavamo in albergo. Ah, sì? Però la risposta era sempre no. Cioè stupido nel senso... sei concentrato, sei ok, pronto? Perché ci voleva una certa concentrazione per non fare cose stupide e rischiare la vita. Perché se fai una cosa stupida finisci su una bomba. Esatto. Perché poi lì c'erano tutte quante le Per le mine farti un antiuomo. esempio, quando sono arrivato a Osijek c'era era in corso la presa di Vukovar. Urca. E sono arrivato lì con Biroslavo, che è diventato, e lo è ancora, uno dei più famosi fotoreporter, e non mi vergogno a dire che abbiamo chiesto se potevamo andare a Vukovar e ci hanno risposto che potevamo andare solo con un camion militare, cioè aggregandoci ai militari, saltando sul camion. Io a quel punto ho rinunciato. Non nego che ho avuto paura e non mi sono... E invece Biroslavo è salito, è andato e poi è diventato quello che è diventato. Sì, però uno se lo deve sentire. Esatto, Cioè, io non me la sentivo. E perché quando non te la senti vuol dire che... C'è un sesto senso che ti dice fallo o non fallo. Poi se lo fai e ce la fai, va bene, però... si rischia la pelle, quindi bisogna pensarci. No, devi essere sicuro di te stesso e concentrato. Ecco, questa invece... Questa è proprio la trincea, la prima linea, c'è quello col bazooka lì e i tre. Parliamo sempre di croati qui. Qui siamo sempre dal fronte croato e di là dove c'erano gli alberi. Noi siamo partiti da qui, eravamo in 6 fotografi e hanno estratto a sorte 3 fotografi, tra i quali anche me, e poi siamo corsi. Qui invece? Qui è Petrigna. Ma siamo dove? Nell'entroterra? Siamo all'interno o siamo a in costa? sud di Zagabria, dove c'era in corso un'offensiva dei serbi e difatti un paio d'ore dopo che abbiamo fatto queste foto hanno attaccato Petrigna e per fortuna che non eravamo lì perché hanno bombardato pesantemente. Alcuni sono rimasti lì, ci hanno fatto delle immagini. Questo era considerato il Rambo della Croazia e poi ho saputo che è stato anche fatto fuori, tra l'altro, in quell'offensiva lì. Senti, ma io adesso guardando queste immagini e faccio una comparazione con, tra l'altro, guerra etnica, perché stiamo parlando di serbi, croati, gente che è stata mischiata da Tito perché era la grande Jugoslavia. Adesso ucraini con russi che sono da sempre stati mischiati, perché pensiamo solo che Khrushchev, tanto per dire, il segretario del Partito Comunista, era ucraino. Adesso gli ucraini con i russi che se ne danno in questa maniera qua, guardando queste immagini, guardando quella guerra etnica, e questa cosa mi puoi dire? E come umanità non abbiamo imparato niente, perché se facciamo ancora la guerra abbiamo imparato zero in tantissimi anni. E questa foto, Pio?
Questo è il ponte d'accesso a Petringhe, che era praticamente un villaggio fantasma perché si aspettavano l'attacco serbo a qualsiasi momento e avevano fatto saltare il ponte. Questo andrebbe benissimo anche oggi perché potrebbe essere il particolare di un ponte vicino al Donbass. Adesso torniamo in studio e carichiamo già il passo successivo di foto perché abbiamo ancora 3 minuti, ormai il tempo è, però parlare con te si potrebbe parlare per 3 sere consecutivamente per le esperienze che hai visto e che hai fermato. Questa che foto è? Questa è una foto che mi sta molto cara, è Betlemme, l'ho intitolata Gli occhi di Betlemme. Qui c'era stato uno scontro fra l'intifada tra le due fazioni di israeliani e palestinesi e dopo gli scontri erano spuntati questi due bambini che con questi sguardi raccontano tutta la storia Anche questa guerra hai documentato? Sì. Sì. Che è una guerra diversa perché qui invece hai, come dire, ecco qui è un altro punto di intifada se non sbaglio. Qui siamo a Ramallah. A Ramallah. Ramallah, quartiere generale di Arafat, e un sacerdote di Lutrano che era lì mi ha detto guarda che se vieni qua alle 10 c'è sempre lo scontro. E così ho fatto. E mi sono messo dalla parte dei ragazzi palestinesi e ho fatto queste foto, insomma. Ecco, che differenza c'è tra la guerra etnica che abbiamo visto prima, serbo-croata, e invece l'intifada? Lì in Serbo-Croazia si ammazzano, qui diciamo che vengono arrestati, cioè non c'è quella mortalità che c'è. Cioè quella cattiveria. Ma la cattiveria c'è anche, però non ci sono tutti quei morti che ci sono di là. Qui, che ci sono stati, perché esatto. Adesso purtroppo ci sono in Ucraina. E qui invece? Questi sono soldati israeliani? Sì, è sempre un blocco stradale a Betlemme e così mi è piaciuto perché si vedono i militari che guardano questo asinello con quel personaggio che sta passando. È una bella foto, qui è una calma prima del... Sì, esatto, poi ci sono le presenze militari a Gerusalemme, sono dappertutto, anche perché sono le 3 etnie sono molto vicine a Gerusalemme vecchia, quindi se sei di venerdì nella parte musulmana è tutto chiuso, sabato nella parte ebrea eccetera, così quella cristiana la domenica, ma sono molto molto vicine. Ho capito. Senti, allora io adesso, se il nostro Alessandro me lo permette, ti farei vedere un ultimo servizio ed è il C28, perché parla della mostra di un fotografo che secondo me agli antipodi rispetto al fotoreportage di guerra che fai tu, perché stiamo parlando di Fulvio Reuter. Correva l'anno 1954. Castelfranco godeva allora della meritata fama di città dotta, confermata più tardi del resto con la famosa trasmissione Campanile Sera di Mike Bongiorno. In quell'anno la città ospitò la Mostra Nazionale di Fotografia e, tra gli altri, la critica segnalò l'opera di un giovane fotografo veneziano che si chiamava Fulvio Reuter. 30 anni dopo, il giovane di allora torna a Castelfranco, carico di gloria, come si suol dire. Da allora l'acqua è passata in grande quantità sotto i ponti della storia, una storia che Reuter è riuscito a fermare nei suoi sussulti più significativi. Immagini di una realtà che pare di un altro mondo, una realtà ricreata dall'obiettivo di un artista tra i più famosi del mondo. Nelle note di presentazione delle sue opere troviamo termini che possono offrire una chiave di lettura delle sue invenzioni. Estetica, perfezione, intravede oltre, immagina al di là, evidenzia ciò che è dentro le cose, sceglie bellezze straordinarie, meraviglia di questa realtà incantata, cosmo improbabile. È una realtà incantata, osserva Italo Zannier, che difficilmente ci è dato di incontrare e di vivere, se non oltre lo specchio di Alice, che Reuter ha rappresentato quasi 40 anni or sono, per un viaggio dal quale non ha motivi di tornare indietro. In una battuta, Fulvio Reuter è un maestro, però non è il genere di maestro che tu hai seguito.
No, lo rispetto tantissimo, un mostro sacro del nostro Veneto, per quello che riguarda la fotografia assolutamente non c'è paragone, c'è Fulvio Reuter e poi ci sono tutti gli altri. Ecco. Per un genere di fotografia. Per un genere. Poi Il tuo maestro invece? Ma io nei primi anni mi sono ispirato a Robert Capa, che è quello che ha fatto le uniche foto dello sbarco in Normandia. E poi Henri Cartier-Bresson mi piace perché poi adesso anche mi considero un fotografo di strada, insomma. E quindi le foto prese così al volo. Ma 67 anni, on the road? Sempre. Non stancarti mai di andare, mi diceva mia madre. Ok, grazie a Pio Dalci, ci rivedremo presto perché ha molte altre foto da raccontarci e molte altre vicende. Finisce qui questa puntata della nostra storia, se vi è piaciuta ci rivediamo tra 7 giorni, arrivederci.